AstraZeneca, nuove indicazioni dalla regione alle ULS, richiami per gli under 60 solo con Pfizer e Moderna. Sono 36.000 le persone interessate in Veneto. Zaia, tra poco tempo AstraZeneca e Johnson & Johnson non serviranno più. Aspettiamo chiarimenti dal commissario Figliuolo e dal ministro Speranza sulle nuove forniture di Moderna e Pfizer. Le parole dell'assessore regionale Lanzarin dopo le nuove indicazioni su AstraZeneca. I piccoli imprenditori a cui sono stati versati ristori li restituiranno sotto forma di tasse, lo rivela, dati alla mano, l'ufficio studi della CGA di Mestre. I sostegni per la sopravvivenza andranno così in fumo. Canoa si ribalta sul Mincio a Valeggio nel Veronese, tragico il bilancio, un morto e un ferito in gravi condizioni trasportato con l'elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dinamica al vaglio dei Carabinieri. In tantissimi, dentro e fuori la chiesa, Visnadello di Spresiano per il funerale di Bruna Mariotto, la cinquantenne uccisa dal suocero con un colpo di fucile, affetto e solidarietà per marito e figlioletta di 13 anni. Un bassanese di 51 anni è morto stroncato da un malore durante un'escursione sul massiccio del Grappa in Val di Campo, il dramma davanti agli occhi dei figli, inutili tentativi di rianimarlo. Vigilia del 13 giugno, festa di Sant'Antonio da Padova, ultimi preparativi per accogliere i pellegrini nel sagrato della Basilica. Media Nord-Est pronta a trasmettere tutta la giornata in diretta su Rete Veneta a partire dalle 5:25 del mattino. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano naturalmente la discussione intorno al vaccino AstraZeneca. La regione dirama nuove indicazioni operative alle ULS sui richiami per gli under 60 che saranno trattati solo con Pfizer e Moderna. Sono 36.000 le persone interessate in tutto il Veneto. Zaia dice tra poco tempo AstraZeneca e Johnson & Johnson non serviranno più. Tutti i richiami AstraZeneca sotto i 60 anni non verranno fatti con AstraZeneca ma con Pfizer e Moderna. Quanto valgono questi? Valgono circa 36.000 dosi, 36.072 dosi. Quindi io comunico che noi già dalla mezzanotte di questa notte, di oggi, abbiamo dato disposizione a tutti i direttori generali di somministrare sotto i 60 anni per la seconda dose solo vaccini ad RNMA, quindi Pfizer e Moderna. L'indicazione diramata a tutte le ULS del Veneto è chiara e recepisce a strettissimo giro di posta le nuove raccomandazioni del CTS, destinatari tutti quegli under 60 ai quali in una prima fase era stato somministrato AstraZeneca, quando a consigliarlo erano le stesse autorità regolatorie. In termini operativi c'è una campagna vaccinale da ricalibrare ancora una volta. Pesa molto anche perché considerate che sono tutte dosi che noi abbiamo programmato in maniera molto puntuale, in maniera tale da essere performanti nella vaccinazione. Dovremmo recuperare 36.000 dosi. Ho parlato questa mattina, già alle 7 di questa mattina, col generale Figliuolo. Ovvio che la situazione del Veneto è una situazione che poi si protrae e si estende a tutta Italia, perché eliminando sotto i 60 anni AstraZeneca e Johnson & Johnson il problema c'è. E il problema c'è soprattutto in prospettiva proprio per i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Purtroppo mi tocca dire avevo ragione quando da mesi sto dicendo che andavano su un binario morto. Stanno andando su un binario morto perché noi sostanzialmente avremo delle seconde dosi per gli over 60, per chi ha più di 60 anni, e dopodiché AstraZeneca e Johnson & Johnson per me sono vaccini che tra qualche settimana non serviranno più. In Veneto però il caos AstraZeneca che si sta consumando a livello europeo riguarda solo i richiami. Già a inizio primavera infatti la regione aveva stoppato l'uso del siero anglo-svedese per gli under 60, scelta che Zaia ha rivendicato pubblicamente anche oggi nel corso di una inaugurazione a Vittorio Veneto. Perché se avete meno di 60 anni in Veneto è impossibile che vi facciano AstraZeneca. Quindi avete capito che... No, ma ve lo dico ragazzi. Siccome vi siete divertiti per mesi a guardare le tabelline e vedere chi era più bravo a far vaccini, adesso avete capito perché noi avevamo più magazzino degli altri, perché io ho proibito che facessero AstraZeneca e Johnson & Johnson sotto i 60 anni. In Veneto non è accaduto. È accaduto quando la raccomandazione dell'AIFA diceva fatelo obbligatoriamente sotto i 55 e poi sotto i 50. A un certo punto ad aprile hanno detto no, fermi tutti, fatelo sopra i 60. A quel punto noi abbiamo detto basta. Aspettiamo chiarimenti dal commissario Figliuolo e dal ministro Speranza sulle nuove forniture di Moderna e Pfizer, così l'assessore regionale alla sanità Lanzarin proprio in merito alle decisioni su AstraZeneca.
Già ieri sera avevamo dato indicazioni di sospendere per quelli che avevano meno di 60 anni e dovevano fare la seconda dose, se c'erano delle prenotazioni oggi, domani, dopodomani di sospendere, e poi avremo atteso la circolare. La circolare è arrivata questa notte, noi l'abbiamo trasmessa ai direttori generali alle 4:30 di questa notte. E poi stamattina appunto nel confronto abbiamo dato indicazioni che erano le stesse che noi avevamo già dato di ieri. La riorganizzazione della macchina vaccinale del Veneto è iniziata già durante la notte, dopo le nuove indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sulle somministrazioni di AstraZeneca per gli under 60. In Veneto sono 36.000 i cittadini che hanno fatto la prima dose con il siero svedese e che ora dovranno ricevere il richiamo con Pfizer o Moderna, tenendo conto che la circolare del ministro Speranza evidenzia come la seconda dose sia da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima. È chiaro che ci saranno dei disservizi, perché io adesso mi immagino che ci saranno delle persone che avevano l'appuntamento per fare la seconda dose di AstraZeneca in questi giorni, però ci sono poi le altre persone che si sono prenotate con il portale, perché abbiamo aperto a tutte le categorie, quindi dai 12 anni in su, e quindi o li facciamo da una parte o dall'altra parte. La Regione attende in settimana chiarimenti dal ministro Speranza e dal commissario Figliuolo. Perché dovrebbero aumentarci le forniture di Pfizer e Moderna, e a un certo punto non ci dovrebbero più arrivare forniture di AstraZeneca e Johnson, perché sennò altrimenti rimangono lì. Noi già oggi abbiamo in magazzino 142.000 dosi di AstraZeneca e 84.000 dosi di Johnson & Johnson. Abbiamo parecchie seconde dose da fare per le persone che hanno più di 60 anni, quindi l'AstraZeneca che abbiamo insomma lo consumiamo, però per il futuro credo che questo vaccino è un vaccino che non ha più senso insomma che ci venga fornito. E poi l'aspetto economico legato alla pandemia, con l'analisi dell'ufficio studi della CGIA di Mestre, secondo il quale i piccoli imprenditori cui sono stati dati i ristori li restituiranno sotto forma di tasse. Se con una mano ti danno i contributi a fondo perduto e con l'altra se li riprendono tutti indietro attraverso le tasse, per lo Stato non cambia nulla, ma per tantissime piccole attività la situazione economica peggiora enormemente, alimentando tra gli imprenditori il sospetto di aver subito l'ennesima beffa. Questo è quanto rilevato dall'ufficio studi della CGIA. In sintesi, con i 2 decreti sostegni approvati nei mesi scorsi, il governo sarà chiamato a erogare a imprese e partite IVA 21 miliardi e 400 di contributi a fondo perduto. Per contro, le attività economiche verseranno all'erario quasi 19 miliardi di euro entro la fine di giugno per onorare le scadenze previste dal calendario fiscale. Questo significa che se molti titolari d'azienda riceveranno pochi aiuti e in ritardo, dovranno poi restituirli al mittente, cioè allo Stato, per pagare acconti e saldi di tasse varie. Oltre il danno la beffa. Se verosimilmente gli aiuti dei 2 decreti sostegni verranno bruciati per onorare le scadenze fiscali del solo mese di giugno, la CGIA torna dunque a ribadire la necessità di un azzeramento del carico fiscale per l'anno in corso. Questo taglio generalizzato di tasse e imposte erariali infatti costerebbe al fisco tra i 28 e i 30 miliardi di euro. Una stima calcolata ipotizzando di consentire a tutte le attività economiche con un fatturato al di sotto del milione di euro di non versare per l'anno in corso IRPEF, IRES e IMU sui capannoni. Queste piccole aziende, in attesa della tanto agognata riforma fiscale, dovrebbero comunque versare le tasse locali, in modo tale da non provocare ulteriori problemi di liquidità a sindaci e governatori. Con un fisco più leggero, nella seconda parte dell'anno potrebbero operare con meno ansia, meno stress e più serenità. La cronaca, partiamo con la tragedia che si è consumata nel pomeriggio a Borghetto, frazione di Valeggio, in provincia di Verona. Una canoa su cui si trovavano 2 persone si è improvvisamente rovesciata sul fiume Mincio per cause ancora da accertare. Pesante il bilancio, uno degli occupanti è annegato, un'altra persona è stata riportata a riva in gravi condizioni dai vigili del fuoco intervenuti con i sanitari del 118. La tragedia ha visto anche il coraggioso tentativo di una persona tuffatasi nel Mincio per cercare di salvare, senza però riuscirvi, i 2 canoisti. Il corpo della vittima si era fermato all'altezza di una briglia ed è stato recuperato sempre con un verricello dall'elicottero di Verona Emergenza, mentre il ferito, dopo essere stato a lungo rianimato, è stato trasportato con l'elicottero del SUEM all'ospedale di Borgo Trento. Sulla dinamica dell'incidente indagano ora i carabinieri.
E poi l'ultimo addio a Bruna Mariotto, la vittima dell'omicidio-suicidio che si è consumato a Spresiano davanti agli occhi della figlia, in cui il suocero, 80enne Lineo Baseotto, l'ha colpita a morte con un'arma da fuoco, togliendosi poi la vita. Grande commozione e nell'omelia l'invito del parroco ad avere fiducia nel futuro pur portando il peso della propria storia. Bruna è stata un dono. Siamo qui per magari degli stretti, piangenti, sofferenti, straziati, stravolti, ma siamo qui per rendere ancora onore con le nostre debolissime vite al dono che Bruna è stata. Si rivolge al marito e alla figlia di Bruna Mariotto, un appello accorato e profondo, quello di Don Giovanni Stasi, che ha celebrato le esequie nella chiesa di Visnadello di Spresiano. Un invito che ha rivolto alla famiglia di Bruna, la mamma, il fratello Dennis, il cognato, a tutti i presenti, circa 300, le persone che hanno voluto partecipare al dolore per una vita spezzata a 50 anni dalla tragica vicenda di sangue che ha scosso la comunità. Un invito commovente alla vita, alla fiducia nel futuro, nel segno dell'amore e della riconciliazione, ciascuno con la propria storia, nonostante sia un bagaglio pesante da portare sulle spalle. E la cicatrice va guardata, e la cicatrice va addirittura amata, perché ci ricorda la nostra storia di bene e di amore. Diceva sempre San Paolo, lasciatevi riconciliare con Dio, ma anche con la nostra storia. Poi le lacrime che lasciano spazio alle parole in ricordo di quel tragico 2 giugno, lette da una cugina della cinquantenne che ha concluso l'ultimo saluto a Bruna dicendo: Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Saranno lunedì a Lovadina i funerali di Lino Baseotto, suocero di Bruna, che dopo averla uccisa si è tolto la vita. Tragedia sul Grappa, un uomo bassanese è morto a causa di un malore durante un'escursione davanti agli occhi dei figli. Un bassanese di 51 anni è morto in seguito a un malore che l'ha colpito mentre camminava sul massiccio del Grappa con i figli. Il 51enne stava passeggiando in Val di Campo quando è crollato a terra. Alcuni atleti che stavano partecipando a una gara gli hanno prestato le prime cure, praticandogli le manovre di rianimazione sino all'arrivo dell'equipe medica e del tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso Emergenza. Purtroppo a nulla sono valsi i prolungati tentativi e non è rimasto che constatare la morte dell'uomo. La salma è stata imbarellata e trasportata dai soccorritori fino alla strada. Sul posto anche il Suemi di Crespano. E adesso le novità in vista dell'incontro in programma lunedì sul futuro di ACC. Nell'incontro tra RSU, OS e il commissario straordinario Maurizio Castro c'è stata l'ennesima conferma di come ACC sia ancora attestata saldamente in territorio positivo, tanto da aver fatto segnare un più 26,2% della produzione rispetto allo stesso periodo 2020. Questo permette a chi ci lavora di sottolineare come non si sia mai vista un'azienda dichiarata insolvente continuare a produrre per 18 mesi senza un centesimo di credito bancario o di altro supporto finanziario. I dati sono la prova incontrovertibile che ACC, mal gestita dai fondi speculativi prima e dai cinesi poi, ha una struttura salda e sana e dunque un futuro vero in un quadro strategico dove una piattaforma europea è essenziale per il mercato. La vicenda di ACC è ormai un simbolo etico e politico, viene sottolineato, e lunedì le rappresentative sindacali incontreranno il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che intanto, commentando l'avvertenza, si è espresso così. Stiamo combattendo perché dal Ministero delle Finanze, del Tesoro, esca l'approvazione di quello che è l'articolo 37, che è già comunque un punto di riferimento. Dopodiché è ovvio che su ACC ci vuole un partner industriale, qualcuno che prende in mano la situazione. So che il Ministro sta lavorando seriamente e pesantemente su questo fronte e mi fermo qui perché le comunicazioni è giusto che le dia il Ministro, perché comunque l'obiettivo nostro è quello che l'ACC continui a vivere e si troverà una soluzione. Viabilità ciclabile, al via lo studio di fattibilità di una grande opera per favorire l'uso della bicicletta tra Vicenza e Padova. Sarebbe la prima infrastruttura di questo tipo in Veneto.
promuovere una mobilità molto più ampia rispetto all'attuale. La proposta che nasce da tutti noi comuni e dalle 2 province è quella di creare, di promuovere quella che è cosiddetta chiamata superciclabile, o meglio l'autostrada della mobilità sostenibile. Per conseguire questo obiettivo, Grisignano di Zocco lunedì ospiterà la sottoscrizione ufficiale del protocollo d'intesa tra provincia di Vicenza, quella di Padova e di tutti i comuni interposti. Una rivoluzione nel sistema viabilistico. Si potenzia la ciclabilità, che sale di livello con una infrastruttura simile ad un'autostrada. Promuovere lo spostamento casa-lavoro, casa-scuola, e quando si danno quelle infrastrutture che hanno la priorità assoluta sulla mobilità sostenibile è quando, anche in affiancamento ovviamente al trasporto pubblico, sono quelle realtà che meglio funzionano anche per la salute pubblica. È l'inizio di un profondo cambiamento delle abitudini, un futuro prossimo venturo che va pianificato con attenzione sulla base delle esperienze già fatte in altre realtà. La proposta è quella di dare avvio a un'analisi di studio che dia una restituzione di quali possono essere gli eventuali benefici calati in tutti i territori, sotto l'aspetto economico, l'aspetto sociale, con particolare cura ovviamente del sistema ambientale. Da lì nascerà appunto la valutazione se procedere, e molto probabilmente le premesse saranno positive, se procedere con quello che saranno le progettazioni per avere anche in Veneto la prima superciclabile. Ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, vigilia del 13 giugno, festa di Sant'Antonio, ultimi preparativi per accogliere i pellegrini nel sagrato della Basilica e ultimi dettagli tecnici anche per la squadra di Media Nord-Est, pronta a trasmettere tutta la giornata in diretta su Rete Veneta a partire dalle 5:25 del mattino. Un lavoro di squadra dall'alba sino al tramonto, a partire dalle 5:25 del mattino, per seguire con voi il momento in cui padre Oliviero Svanera aprirà il portone della Basilica per far entrare i primi pellegrini. I frati del Santo, custodi delle spoglie mortali di Antonio da Padova, si preparano a vivere un altro 13 giugno in tempo di pandemia, ma anche di rinascita. La squadra di giornalisti e tecnici del network Media Nord-Est è pronta a raccontare Sant'Antonio che cura le ferite, apre il cuore e lo spirito, benedice con una diretta che partirà proprio dall'apertura delle porte della Basilica e vi condurrà man mano lungo tutta la giornata. Protagonista lui, Sant'Antonio, la devozione e la fede del suo popolo che si esprime nel cero acceso, nel giglio, il fiore del santo, nelle preghiere silenziose con la mano posata sulla tomba. Una giornata scandita dal ritmo delle celebrazioni, dai racconti di frati e devoti, da momenti che resteranno nella storia. Il primo sarà il ritorno al santo della reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita e venerata dal 1652 nella Basilica della Salute a Venezia, che dopo 369 anni tornerà a Padova, dove per 7 giorni resterà sull'altare maggiore della Basilica. Nel pomeriggio la peregrinazio della statua del santo lungo le vie della sua città, con la benedizione di luoghi simbolo. Chi non potrà seguire la messa in Basilica lo potrà fare dai maxi schermi allestiti nel chiostro del noviziato e sul sagrato, dove sarà trasmessa la diretta di Rete Veneta. Per tutto il giorno sarà aperto il sito 13giugno.org e sarà possibile sostenere il progetto della Caritas Antoniana, che quest'anno ha scelto di aiutare i bambini di strada del Burkina Faso. 790 anni dalla morte di Sant'Antonio, 800 anni dall'incontro con Don Francesco. Anche Cittadella si prepara a celebrare i 2 eventi. Padre Lorenzo Zanfabero, guardiano del convento dei frati minori di Cittadella, quest'anno 790 anni dalla morte di Sant'Antonio e 800 anni dall'incontro avvenuto con San Francesco. Partiamo parlando un po' di questo. Innanzitutto è interessante notare come la figura di Sant'Antonio abbia attirato sempre il fascino da parte della gente, che ha visto in questo santo, che possiamo ben identificare senza un nome, perché è il santo conosciuto dalla gente.
amato dalla gente, ricercato dalla gente e soprattutto con il grande desiderio di poterlo imitare per la sua semplicità, ma anche per la sua grande sapienza evangelica. A tal punto proprio che, ricordando questi 800 anni dell'incontro, il capitolo delle stuoie tra Francesco e Antonio, Francesco, che amava la semplicità, l'umiltà e la povertà, riconosce nella sapienza di quest'uomo si radica l'umiltà e la povertà di Gesù Cristo e quindi lo riconosce e lo stima come grande fratello perché nella sua parola manifesta quei sentimenti di chi si riconosce di essere strumento nelle mani del Signore per portare il suo Vangelo. Anno 2021, il significato di questa ricorrenza importante? Sono 790 anni dalla morte di Antonio e quindi anche in questo luogo nel quale noi ci troviamo la gente ama, la gente ricorda e i frati si fanno anche interpreti di questo grande amore, di questo grande affetto. Ecco, siamo stati privati lo scorso anno di una celebrazione che si perpetuava da diverso tempo, quella della celebrazione nella ricorrenza del 13 giugno, proprio della festa del Santo, dove una grande celebrazione eucaristica veniva compiuta nel Duomo qui di Cittadella e poi processionalmente passando per il centro di Cittadella attraverso le mura si procedeva verso l'ospedale dove ci si fermava per dare la benedizione agli ammalati con le reliquie del santo per poi proseguire il cammino verso questa nostra chiesa francescana dove viene ricordato Antonio insieme a Francesco. Ho invitato il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarolo, ecco, che poi è nativo da Tezze sul Brenta e quindi sarà presente anche Monsignor Luca, il parroco del Duomo di Cittadella, sarà presente anche il vicario generale della diocesi di Chioggia e i frati che cercheremo di allietare questo momento, questa festa, anche con la presenza di una corale di giovani ma molto bravi, la corale di Mazzorno Destro nella provincia di Rovigo. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi e buona serata e buon fine settimana. Bentrovati al meteo. Dopo tutta una settimana segnata da condizioni variabili, nel weekend l'anticiclone riuscirà a espandersi mettendo fine a temporali e aprendo una fase più stabile. Vediamo dunque la situazione nel dettaglio. Sul Veneto situazione di domenica 13 giugno decisamente buona, tanto sole un po' su tutti i settori della nostra regione con il cielo che sarà sereno e sgombro da nubi, salvo per occasionali addensamenti ma del tutto innocui. Clima caldo con valori sopra la media del periodo, temperature minime tra 17 e 22 gradi, per quanto riguarda invece le massime la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo poche novità, ampio soleggiamento, cielo limpido o velato e senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto ovunque con tanto sole, salvo per isolati annuvolamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.